Bella raga, ciao a tutti del Commendone Veneziano, eccoci qua. Allora oggi voglio illustrare un po' delle mie ultime spese, visto che tra poco è il mio compleanno, ho un po' di roba da mostrare che arriverà nei prossimi giorni e niente, ho preso un po' di roba tra pop, certi anche esclusivi, film e altre robine. Ok raga, quindi non perdiamo tempo, andiamo subito a vedere gli acquisti comendiani. Ok ragazzi, ho scelto qua il salotto dove abbiamo gli altri modellini della Formula 1 per far vedere un po' gli acquisti che non sono pochi. Cominciamo dai Blu-ray che sono tantissimi. Ripeto, queste sono cose che ho preso per il compleanno, anche certe robe a 2-3 euro, quindi incredibile, non solo su Amazon. Allora, cominciamo col primo. First Man, film lentino, bello, non super bello, però mi dà anche dei bei ricordi, uno dei primi film che ho visto con la mia ragazza e quindi non potevo non prendere una cifra così bassa poi. Ecco, lo devo prendere per la collezione, ma questo film non esiste. Chi è un vero fan di James Bond, chi ama veramente James Bond ed è un drogato di James Bond, non può amare questo scempio, ma per la collezione serve. Ecco. Poi abbiamo Attrazione fatale, questo è un film che, vabbè, Michael Douglas è un attore che amo, un bel film, sto cercando anche il film che se non ricordo neanche il nome, quello con Demi Moore, che è un po' simile, nel senso sembra un po', diciamo, una storia dove comunque lei è il capo e cerca di, vuole andare a letto con lui, lui la rifiuta, succede tutto un casino, però è introvabile, intanto ho preso questo qua, Attrazione fatale, ve lo consiglio, se amate quel tipo di film, insomma. Poi abbiamo La maschera di Zorro. Io non sono un stra-amante di Zorro, però questo film mi è piaciuto e sinceramente l'ho trovato a 3 euro e l'ho preso. Poi abbiamo Pulp o Pulp, adesso sempre a voi la scelta, Fiction, vabbè, questo dovevo prenderlo molto prima, con colpevole ritardo lo prendo solo adesso, ma insomma non ha bisogno di molte presentazioni. Eccoci qua. Poi abbiamo, questo devo ancora vederlo, Stanley Olio, questo mio papà mi ha fatto una testa così con Stanley Olio, lui amava questo genere di comicità, sono curioso di vederlo, e questo ho pagato 6 euro, bene, anche perché a me non me ne frega niente delle steelbooks, queste robe qua, cioè io voglio il film, punto. Michael Douglas, Basic Instinct, vabbè, anche questo non ha bisogno di presentazioni, filmone con una scarsa Sharon Stone. Poi La guerra dei mondi, sapete che amo Tom Cruise e questo film tra tutti quelli di Tom Cruise è quello che mi piace meno, però insomma ne ho tanti, comunque non, cioè, lo devo prendere, insomma, perché questo qua ha pagato sui 4 euro mi sembra. Così, però ecco, come film non mi ha entusiasmato sinceramente. Proposta indecente, questo è un film preferito anche di mia mamma, con Robert Redford, Demi Moore e niente, insomma, questo diciamo che anche questo non è che sia un capolavoro di film, però è un film che comunque ha segnato la mia infanzia, un film che mia mamma guardava sempre, allora non potevo non prenderlo. Boh. Poi abbiamo Philadelphia, questo è un capolavoro secondo me, con Tom Hanks e Denzel Washington, tanta roba, questo ve lo consiglio assolutamente, 7 euro. Poi ho chiuso qua con la saga intanto di Mission Impossible, almeno quelli usciti, ce li ho tutti per fortuna, è arrivato anche questo, così lo vediamo, anche perché devo ancora vederlo sinceramente, però diciamo che per me il Mission Impossible più bello, a parte i telefilm sono stati stupendi, ma il più bello è il 2 secondo me. Poi abbiamo Borg e McEnroe, questa è la storia di due tennisti insomma, che hanno fatto la storia del tennis, molto bello, l'ho già visto, lo consiglio per chi ama diciamo, il genere. Poi qua abbiamo una chicca che sono riuscito a trovare, Labyrinth con David Bowie, il Duca Bianco, qualcosa di meraviglioso questo. Questa è l'edizione tedesca, mi sembra però c'è anche la lingua italiana, quindi insomma me lo godo. Questo è per chi ama poi il Duca Bianco è un capolavoro assoluto, cioè bellissimo, non facilissimo da trovare, ce l'ho fatta, questo costicchia anche sui 19 euro. Poi l'ho preso, non l'avevo visto perché io in realtà amo più la DC della Marvel, però gli ultimi film della DC sono qualcosa di inguardabile. L'ho visto, sì, non un mattone di 4 ore, però boh. Cioè, purtroppo l'unico è solo Superman e Christopher Reeve, appunto. E Ben Affleck alla fine avevo dei pregiudizi, dai, non è andato, cioè, diciamo a livello di fisicità è quello che si avvicina forse di più ai fumetti e ai cartoni. E poi, boh, ecco vabbè, la Wonder Woman salva, forse la migliore e anche, ovviamente la più figa, cioè qualcosa di spaziale.
Poi Flash, vabbè, io non sono un supereroe che ho sempre amato, ma amavo i telefilm, su quelli che, quando ero piccolo, degli anni 90. E Aquaman, vabbè, è il sosia di un mio amico, però non posso, cioè nel senso è una trashata assurda secondo me. E Cyborg, bah, non lo so, comunque ripeto, Batman, la trilogia, cioè i due film di Barton, la trilogia di Nolan con il terzo così così, e dopo il Superman di Christopher Reeve, quella è la DC. A livello di film, nato il 4 luglio, conto incluso, preso 2 euro, ragazzi, questo capolavoro di Tommaso Crociera. Altra chicca trovata a 10 euro, Pronti a morire, uno dei primi film di Caprio, cioè è proprio il primissimo, però era proprio giovanissimo, e questo è bellissimo con Sharon Stone, Gene Hackman, Russell Crowe. Questo è un film che consiglio assolutamente, questa è una chicca obesa. Comunque ormai siamo già quasi 400 Blu-ray. Dirty Dancing, eccolo qua, il buon Dirty, bello, questo mi piace. Poi abbiamo Spider-Man, un nuovo universo, bellissimo questo film di animazione, capolavoro meraviglioso, cioè veramente lo consiglio assolutamente, cioè mi ha entusiasmato tantissimo. Non è finita, ragazzi, con tanta roba. Poi abbiamo The Amazing Spider-Man 1 e 2 che mi mancavano, li ho trovati insieme, perfetto. Poi qua abbiamo il film di mio caro amico Pelé. Mi è piaciuto, non è brutto assolutamente. Poi questo non l'ho ancora visto, Rocketman, non è ovviamente ai livelli di Bohemian Rhapsody, però sono curioso di vederlo. Elton John comunque è un artista che mi piace. Poi qua abbiamo 2 DVD, Il primo cavaliere, un film che ha segnato la mia infanzia in maniera devastante, visto a scuole elementari. L'uomo senza ombra, altra chicca, con Kevin Bacon, bellissimo. E poi abbiamo Erin Brockovich, altro bellissimo film. Giulia Roberts mi piace tanto, questo film mi è piaciuto tantissimo, film particolare. E poi questo che devo ancora vederlo, che non è ovviamente paragonabile ai capolavori del primo e il secondo, Ghostbuster Legacy, con il commenda qua, perché questo sono io, ragazzi, eccolo qua. E questi sono i film. Poi abbiamo 2 pop esclusivi, uno lo faccio vedere subito, uno alla fine, perché secondo me l'ultimo guadagnerà anche valore nel corso degli anni. Kid Loki, dalla serie Loki, è bellissimo, anche spesso c'è la versione metallica, se non sbaglio, sì, perché deve essere la versione solo metallica di questo, comunque è molto bello, con il coccodrillo, con Loki coccodrillo dietro, veramente fatto bene, bellissimo. Devo prendere anche Loki, diciamo, classico, però non l'ho trovato, non è facile da trovare. Poi Harry Potter, abbiamo Tramonto rumoroso, scusate ragazzi, devo dirla per forza la cagata, Albus Silente, bellissimo, fatto veramente bene, ragazzi, poi il vero Albus Silente. Poi qua abbiamo l'action figure di Han Solo dell'Impero colpisce ancora, fatto, ragazzi, in maniera bellissima, ragazzi, pagata pochissimo, ma è fatta veramente veramente bene. Eccolo qua. Poi abbiamo il guanto dell'infinito, è anche pesante, ragazzi, questo è quello, non la versione grande che chissà potrebbe arrivare, però questa è la versione, diciamo, più da collezione, fatta, cioè pesante, fatta bene, con bei dettagli, ha qualche imperfezione, ma tanta roba. E per chiudere, sapete che sono un appassionato di Rocky, sono riuscito a trovare Rocky 45esimo anniversario, l'edizione esclusiva con la gallina in mano, ragazzi, cioè questo secondo me nel corso degli anni prende il valore, a mio parere, perché è veramente tanta roba. Cioè, questo per un appassionato di rock come me non puoi non avere un pop del genere, e ne sto aspettando anche altri, quindi così, insomma. E niente, ragazzi, questi sono i miei acquisti. Non ho speso tantissimo alla fine, perché ho speso di tutto 200 euro, poco più, però tanta roba, ragazzi, e soprattutto quello che mi è costato di più è il guanto e Rocky, perché comunque 38 euro mi è costato Rocky alla fine con le spese, però è raro il piccolo Rocky. Adesso mettiamolo così e salutiamo la combriccola. Ok, massa roba, eccoci qua. Bene, raga, un saluto dal commendone veneziano, questa è tutta la roba che ho acquistato, e nel prossimo video vi farò vedere la collezione dei caschi di Star Wars nel dettaglio.
Raga, un saluto dal Comendone veneziano, grazie per il supporto, comunque avere anche 200-300 visualizzazioni su video così mi riempie il cuore di gioia perché non caricavo dalla notte di tempo. E niente, fiori, adesso voglio portare un po' di collezione, ripeto, ci saranno sicuramente i caschi e i pop appena arrivano gli ultimi che mi mancano, che sono due, quindi penso che già la prossima settimana portiamo la collezione dei pop, che sono comunque più di 50, hanno già un valore comunque tutti insieme più di 1000 euro, insomma non è male, non è male. Raga, un saluto da Comandone Veneziano, ciao!